Leandro Maggi, lo vedo in diretta, sono con Fiorigi Grandi, un grande personaggio di Taglio di Po, che è stato protagonista mattatore di questo quarto raduno del Delta, domenica 22 maggio a Corbola. Tutte le auto storiche, che emozione è stata avere sotto mano macchine veramente prestigiose che hanno fatto la storia. Ciao Leandro, intanto grazie di questa intervista. Volevo dire intanto ringraziare Alberto che ha organizzato questo raduno, che è stato un raduno, io l'ho trovato una giornata intanto bellissima, c'erano macchine di ogni specie, di ogni tipo, di ogni colore, dalle più vecchie alle più moderne, dalle Ferrari alla Balilla, per dire. È stata una giornata bellissima, molto bella e ricca proprio di suspense e di sorprese. Ecco, naturalmente bisogna ringraziare Alberto Stoppa, che è stato l'ideatore di questa festa. C'era il sindaco, c'erano i giornalisti, c'era questo e quest'altro, però adesso io faccio, anzi stanno già scorrendo, ma facciamo vedere l'immagine di Giuseppe Uccellatore, un nostro giovane amico che ha fatto veramente delle immagini stupende, e quando siete arrivati alla tenuta di Cavendrami.